Benvenute nel mondo di Amazing Martin Makeup. Ciao! Ciao! Special guest oggi, vi presento il make-up artist internazionale di fama mondiale. Di fame soprattutto. Vabbè. Bene, e oggi sarò io a fare la modella e tutta la maestria e l'abilità nelle mani di questo uomo. Sono cavoli tuoi adesso. Mo me la paghi e dopo che attendo sempre il mio amore ore ed ore ed ore ed ore ed ore perché sì, finisco di truccarsi, insomma, giustamente. Questa sera tocca a me. Beh, mi presento, comunque sono Franco. Ok, il nome se ti ricordi, fantastico. Sì, il mio nome per esteso sarebbe Guidobaldo Maria Giuseppe Astolfo Franco, ma uso Franco per gli amici. Oddio. E basta, prego. Mantenga un po' di serietà per cortesia. Pazzo buono fratello. Ok, direi che si potrebbe anche procedere oltre. Allora, questa sera inizieremo uno stile cosiddetto che ho imparato dal mio barista preferito, il cosiddetto trucco con un look CDC, che starebbe alla Prego. cazzo di cane. Allora, scusate, non volevo dire cane. Questa sera da qui presente la mia modella, quindi direi di iniziare dalla base e quindi si inizia con questo coso qui. Ok. Allora fa vedere, è un prodotto della Elf che io l'ho sempre conosciuta per essere un lubrificante, un olio motore, però ho scoperto che fa anche trucchi. Per cortesia, mantenga la serietà. E che quindi è un prodotto su una confezione nera e serve per fare qualcosa. È questo vero? È questa? Di make-up artist, non vuole. È giusto. Eh? È giusto. Hai detto che cosa è scritto? È un coverage con celler. Poi nomata, spiccata, come si dice? Base viso levigante. Ora ho sbagliato, scusate, levighiamo, rimaniamo sempre nel mondo dei bottoni, passiamo dal lubrificante della Elf all'Opelastra. Questa è la versione nera e levighiamo il viso di Martina. Oddio, non so cosa fa venire. Allora si mette qua, si agita prima e si mette qua. E colla. Pausa! Sono abituata io, ho fatto anni davanti alle telecamere. Quindi. Il tuo famoso carriera da parolico. Il tuo famoso carriera da parolico? No, da politico. Quante volte sono finito in televisione? No. Facevo le scenette, io facevo anche il cabaret alle Treste, quelle cose lì, insomma. Ah, ok. Sono sempre stato abituato quando facevo Ma cosa devo fare? quando facevo i comizi con il club della sport. Io parlavo davanti a centinaia di persone e parlare davanti alla gente è importante, è stata una dura scuola, mi ho imparato.
Boh. Amore, Notate la bellezza del make-up artist? Non guarda avanti. Guarda avanti. allora amore, Amore, fai quello che vuoi, mettimi, facci quello che vuoi. vabbè, visto che non abbiamo molto tempo, Mhm. quasi a base, non mi ricordo mai se questo da mettere sotto del tutto. Amore, c'è scritto base levigante. Ma perché è liscio bianco? Eh, Di solito non andava fatto una tinta tipo questa sotto. sì, perché quella è il primer e quell'altro è fondotinta. Ah, devo usare anche quelli. Volendo sì. Questo è il fondotinta. No, questo è un correttore, amore. Ok, qual è il fondotinta? Può essere quello. Amore, Oppure questo. questo? Oppure questo. Fondant! Guarda qua! Aspetta, che cos'è? 3, 2, 1, riprendiamo. Pronta? Dopo la tagli. Ciac, si gira. Ovvio. Boh. Giriamo? No. Boh. Allora eravamo rimasti sì in modo muto di Astra e è una cosa bianca, ok? Che applichiamo, va applicato dappertutto, vero? Con molto, sì, con tutto il viso. Vedo che starò probabilmente già sbagliando qualcosa, ma va bene così, insomma, forse devo metterne anche un po' di più perché ormai non. Premettiamo che io detesto le creme, quindi sì, non ho un grande. Detesto le creme perché già da piccolo le mie sorelle si divertivano a riempirmi la faccia di codeste cose, quindi sono rimasto un po' scioccato. Devo dire che ha una mano molto piacevole. Bene. E dopo aver messo il base viso levigante, ecco, e averla spatrucciata tutta di casa, passiamo al fondotinta, che è scritto proprio in dialetto fondant qua, e scusate per il mio francese, e si apre così e si applica sempre a rito. Rito è una chinese. Tic 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 tic. Cazzo. Allora, questo è stato fatto e no, ma stamattina non mi avevi fatto col peneo. Amore, dammi un aiuto in qualcosa. Sei tu una make-up artist. Ma che cacchio, se non mi a fare? Mi scusi? Ma non ho mai messo col pennello sta cosa qui? Che si è creato una specie di melma sulla faccia. Ecco. Ciao! Non sapevo fermarmi a ridere. Fermati! Ma che c'hai una schifezza qui sopra? Guarda, aspetta che ti tengo. Sta quando l'ho applicato? L'ho applicato col pennello? Vabbè. Non ho nessun suggerimento. Chiedo l'aiuto da casa. Ok. Ci siamo. Allora, una volta applicato il fondant, attendiamo che si assorba. Quindi vi faccio una musichetta di attesa. La 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 la. Ok. Adesso amore? Applicato il fondant? Il trucco è finito, secondo te? No, bisogna colorarti, pitturarti. Uh-huh. E ora si inizia con. Allora, questo coso qui è scritto un qualcosa con gli occhi perché c'è scritto AI, cioè non che sia fatto male, proprio AI in inglese. E quindi di solito però tu usi una base scura e a me non me ne frega niente. Oggi ti faccio non applicati a dito, vero? Non applicati a dito questi qua, vero? Ah, artistico. Come vuoi. Ok, premetto che sono daltonico, quindi ho qualche difficoltà nel distinguere i colori. E allora faccio questo che mi pare tanto un bel rosso. Permesso, chiudo l'occhio cortesemente, signorina. Applichiamo e sfumiamo sfumantemente
il coso, boh, perfetto, che roba. Bene, e anche nell'altro occhio, mi scusi, eccolo là, boh, perfetto, direi sì. Ok, benissimo. E Non so aggiungere altre cose. sì, Tuo posso estro- fare. Estro creativo. Il mio maestro creativo mi dice di fare qualcosa che, visto questo colore un po' sul rossastro, dare un tocco un po' più. Chiuda gli occhi che non voglio farle vedere il colore, prego. Ecco, bene, direi di applicare nella parte superiore dell'occhio, di venire anche bene, questo colore qua, come si chiama? Va bene, ok, direi che è fatto, aspetta che riprendiamo un po' sull'arcata, eccolo là, buono. Ci siamo, e quindi può aprire gli occhi cortesemente. Io mi sta fuori anche bene, tutto sommato, ti sei un po' macchiata, non guardare. Ah, scusi. Di qua, macchiata un pochettino qua, ma vedo un bacchino me ne frega. E Soprattutto professionale. sì, benissimo. Bene, dopo direi di procedere. E cos'altro si può fare? Non so, ma potete dire come sono. Tenete tutto di più. Allora, c'è un un primer per gli occhi, quindi questo qua non si apre. Questa. Questa? E che è? Tipo correttore. Un bianchetto che ho messo sopra o sotto? Dove ti ispira? Boh, sarà per queste terribili borse che troviamo sotto gli occhi. Ecco, benissimo, quindi coloriamo leggermente qua così, sarà questa parte qua forse. Ecco, bene, e farò così anche di qua. Ok, perché mi sta ridendo lei? Il basallettico. Bene, ferma, che qua non va finito per il disomogeneo. Bene, ok, poi andiamo a vedere, qui abbiamo una long lasting, una matita per gli occhi. Questa serve per fare le righe a fine dell'occhio, questo me lo ricordo anch'io, quindi facciamo una bella riga che non funziona. Ah no, devo fare sul bordo, ferma là, non sta a muoverti. No, non scrive. No, scrive. Ok. Ti ho fatto male, no, vero? No. Boh, No, non sento niente. perfetto. Benissimo. Facciamo gli occhi a cuore. Benissimo. Tengo da dare parte, mi scusi. Quindi qua, di qua, così. Un po' che lascia un po' desiderare, sembra più qualcos'altro. Bene. E Qualcos'altro in che senso? un sedere. Sì, prendiamo la zona ovviamente dove abbiamo testato la matita. Devo provarla su di me, non mi è capito. Dopo prendiamo questo coso qui della Kiko. Però non ho fatto niente con il pennello ancora. Mi dispiace. Long lasting stick. Non so cosa sia. E torniamo indietro, andiamo sui pennelli. Cosa si può fare col pennello? Un routino. Guance, quindi uso questo che. Va bene? No, è il primo che mi è capitato a mano. E
No, però ho visto. E questo cos'è? Allenamento. Nel momento che ho caldo mi faccio aria. Ah, ok, benissimo. Ecco. Allora, per le guance bisognerà truccare. Ah, sì. Allora, con un colore che Vuoi mostrare il colore? voglio mostrarvi la scatola dei colori. Magnetica, questa roba qua. Dai, ma è Sì. attaccata con lo scotch. Guarda. Ecco. Bene, userò un colore, guarda di là. Userò un colore questo qui, mischiato a questo e a questo, per fare risaltare gli zigomi di Martina. Chiude gli occhi, prego. Va bene, sto bene qua. Sì. E quindi se li mischio, se devo fare due colori mischiati, cosa faccio? Tocchio prima uno dopo l'altro? Di solito per mischiare si fa così a casa mia. No, non voglio di sporcare. Allora facciamo che faccio così, mischiato a questo e a questo colore, che qua è questo che si attacca con questo. E hai guardato? No. Ti ho visto che hai guardato. No. E si fa in faccia direttamente. Bene, lo proviamo. Che figata! Oh, sembra Olivia. Ok, benissimo. Questo trucco da lasciamo perdere. E More, sei bellissimo anche così. Mi fido del make-up artist. E poi Non so, mascara. ecco, prendiamo. Allora, io ho un ricordo bellissimo di un suo video dove c'era il piegaciglie che camminava. Ah, va bene, che è un coso che non userò ovviamente, cioè, ma dico io, adesso, ma si può fare un oggetto così inquietante? Cioè, è una cosa spaventosa, neanche nelle sale operatorie si vede. Vabbè, rimettiamolo al suo posto che fa paura anche a me. Poi c'è il mascara e purtroppo il tempo è un po' tiranno, quindi adesso mi avvio alla conclusione di questo fantastico trucco e spero di non accecarla. Vuoi guardarmi per un'ultima volta per sicurezza? Ecco, bene, perfetto, chiudi. No, facciamo così, no, su. Non rida, io sto facendo una cosa molto delicata. Ti fa male? No, devo darmi in trego un secondo. Ok, vai. Ok. Oh. Altro occhietto. Metti come vai meglio. Vado di qua. Scusate le spalle. Ho macchiato. Aspetta. Già ti ho fatto male. No, stai di te che sentire l'oggetto vicino all'occhio mi dà un po'. Perché non sono io a manovrarlo, ma nessun problema, non ho sentito niente. Fidati. Mi scusi, make-up artist. Non si preoccupi. Guardi che io finora ho truccato le migliori attrici del mondo, cioè voglio dire questa è la mia prima esperienza, ma non si preoccupi. Una volta applicato sto coso qua lo rimetto via perché è inquietante, fa paura anche a me. E poi direi di proseguire con un rossetto. Prego. Allora, visto. No, questo. Trasparente, non si vede. E allora, questo che è questo Quello che qui. il colore ti piace, Dire questa cosa è un bel tonico. quello che il colore ti ispira di più. Ok, uso questo qui e quindi si applicherà, chiuda o apra, faccia lei come meglio mi crede. Ok, benissimo. Ok, e uno e due. Facciamo così. Boh, benissimo, perfetto. E, Convinto? sì, sono abbastanza sul convinto, forse questa è l'unica cosa che ho messo pseudo decentemente bene. Se vuole nel secondo cassetto c'è il gloss. Nel secondo cassetto c'è no, questo no.
questo perché è più nascosto e questo va applicato proprio a pennello, questo qui, e applicato come? Sempre sul labbro, così. Ah, matita per il no, aspetta, questo va, dopo ti faccio la matitata, prego. È buono? Buonissimo. Perfetto. Ok, benissimo, direi che ci siamo. Ok, facciamo sempre così, benissimo. E la matita contorno labbra ci vuole. Sempre qua. Sono rimaste. Allora, visto che siamo sempre sul tema un po' chiaro, direi di fare un bel bordo con questa qui. Scusate se è stata una piccola interruzione elettrica dovuta alla batteria scarica, stavamo dicendo, uso questa qui per terminare il bordo labbra. Ecco, vediamo così. E di qua, no. Allora qua. Benissimo, sì, fatto. Bene. Non guardati. Bene, direi che siamo arrivati alla fine. Martina è pronta per una serata, da notare il look molto Fresco, naturale. sì, soprattutto. accattivante. Posso finalmente guardarmi? Ti puoi guardare, prego. Bene. Heidi con furore è tornata. Heidi che non mi Esatto, ricordavo. ecco, look Heidi. Adesso tolgo lo specchio perché al make-up artist qua lo specchio inquieta e distoglie l'attenzione dal primo piano. Benissimo. Quindi se volete contattarlo, Sempre in ovviamente No, mi lascio il commentate. mio numero Esatto. personale tranquillamente, non c'è problema. Ok, benissimo. 3 niente. Quindi Ok. adesso mettiamoci un attimo gli occhiali e torniamo a fare le professionali. Benissimo. Quindi Bene, direi che il trucco Banda Osiris potrebbe dirsi anche concluso. scusate se ogni tanto ho parlato in italiano, solitamente non è la mia prima lingua. Ok. Da Franco, E Martina. Amazing Martin, è tutto. Mo me la paghi, l'abbiamo fatto, e alla prossima. Che bello che ti sia il classe, guardate. Guarda, Oh. giusto in tempo. Tempo! Ce l'abbiamo fatta! Ok. Amore, però magari con delle sfumature evanescenti e magari con questo sbaffo alla Joker non si vede neanche mai. Poi se vado così, se vado giù così, Martina mi uccide. No dai, bisogna che ti possa vedere questo trucco meraviglioso. Amy, sta continuando a registrare, amore, te lo ricordo. Vedi? Torna. Scritto anche in dialetto, fondant. Il famosissimo fondant. Ok, quindi questo non serve un cazzo sostanzialmente. No, serve anche quello. Per far durare questo di più, metti quello sotto e lo fai assorbire bene. Ah ok, ma adesso io... Amore, sei tu il make-up Signore, ma artist. ti do. Ma sei scioltissimo davanti ai camera. Si bravo di me. Amore, te do il canale, tu fai Amazing Franco Makeup, forse è meglio.